Mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo un'economia locale e rispetto l'ambiente. E torniamo a parlare di Mangio Bio Siciliano, questo progetto che la nostra emittente televisiva sta portando avanti, e ritorniamo nelle scuole. Siamo a Gualtieri con il dirigente scolastico. Sì, buongiorno a tutti. Oggi è una bella giornata per noi nella quale possiamo effettivamente vedere in concreto il modo in cui si riesce a collaborare tra i vari plessi di un istituto. Qui sono presenti a breve distanza i 3 plessi di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, che lavorano proprio in sinergia nella realizzazione di progetti legati ai temi dell'ambiente, ma anche del benessere, della salute, e con anche un'attenzione particolare da parte dell'amministrazione locale del comune di Gualtieri Sicamino, che da anni cura molto l'idea della mensa. Intanto una mensa che nasce sul posto, con personale del posto, e anche con la valorizzazione dei prodotti locali e anche del chilometro zero. Quindi c'è comunque un'attenzione anche da parte dell'amministrazione, che è sempre per noi un partner prezioso nel momento in cui portiamo avanti queste iniziative, per cui anche negli anni passati progetti legati all'ASP di Milazzo, quindi progetti sul benessere, sulla salute, come il progetto FED, ha visto qui anche un grande riscontro, una grande partecipazione dai bambini più piccolini fino ad arrivare ai ragazzi della scuola media. Una scuola che guarda anche molto all'ambiente, ecco, anche questo è uno dei vantaggi di consumare i prodotti biologici. Qui vediamo un grande murales. Sì, il murales è stato realizzato e inaugurato lo scorso anno all'interno di un progetto PON, e i progetti di cui si parla tanto legati anche al recupero, al ritrovamento dello stare insieme, al ritrovarsi insieme. E infatti questo progetto, che si intitola Sicaminart, è nato proprio dall'idea dei ragazzi del mondo quale loro vedono e del mondo che vorrebbero. Infatti è come se fosse una vera e propria narrazione attraverso il muro, e naturalmente lo hanno fatto con un esperto esterno che li ha proprio guidati nella realizzazione della street art, ma l'idea è nata da loro, quindi iniziando dalla parte a destra, alla nostra destra, dove inizia praticamente il mondo che loro vedono, come se si aprisse un libro nel quale però c'è l'inquinamento, c'è tutto quello che è il cibo spazzatura, tutto quello che loro non vorrebbero più vedere, e poi camminando attraverso tutto il perimetro del nostro istituto, per arrivare alla parte finale, che è il mondo, l'altra metà di questo libro, il mondo che loro vorrebbero, un mondo pulito, un mondo finalmente sano. Siamo stati già nel plesso centrale di Pace del Mela, oggi questa visita all'interno della scuola di Gualtieri. Tra poco incontreremo gli alunni, alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale, poi andremo anche nella mensa, che si trova proprio qui vicino. Sì, la mensa è proprio qui vicino, la sede della mensa è nella scuola dell'infanzia, anche loro naturalmente ci aspettano, ed è, devo dire, un elemento di grande prestigio e di grande apprezzamento per tutto quanto il territorio, per tutta quanta la popolazione. Infatti ha veramente da sempre un grande riscontro, perché c'è proprio un'attenzione particolare da parte dell'amministrazione. Bene, allora entriamo in classe. Ok. Entriamo a scuola, siamo in compagnia di? Previte Antonietta, Qual è il suo ruolo? la responsabile di plesso della scuola secondaria di Gualtieri. Io sono Grillo Nancy e mi occupo invece del PON Mani in Pasta. Qui avete preparato tante cose buone, ma ci parli intanto di questa scuola, delle attività che portate avanti durante l'anno. Allora, questa scuola è appunto la secondaria di Gualtieri, e durante l'anno abbiamo lavorato molto sul progetto dell'alimentazione, sul progetto della legalità, con varie manifestazioni. Abbiamo inaugurato anche la sala lettura intitolata Grazie alla campagna, e abbiamo pomeriggio, durante l'orario prolungato, un progetto riguardo il TG di Gualtieri, quindi per portare avanti appunto questo paese e farlo conoscere anche ai ragazzi che abitano in questo paese. Si attiverà anche un progetto finanziato dalla regione riguardo il borgo di Sicaminò, che è un piccolo paesino frazione qua vicino, un po' abbandonato. Sono questi più o meno i progetti che facciamo durante l'anno. Quest'anno abbiamo anche partecipato con la professoressa Grillo al progetto Mani in Pasta, insieme ai ragazzi di San Pierniceto, in cui appunto abbiamo fatto cucinare ai ragazzi tante cosine della tradizione, ecco.
Oggi invece parliamo del progetto Mangio Bio Siciliano. È importante far conoscere ai giovani i prodotti del territorio. Sì, è molto importante, infatti anche questo lo abbiamo utilizzato, per esempio prodotti che sono proprio locali e che vengono anche prodotti magari da alcuni dei ragazzi che hanno anche la frutta, la verdura, la ricotta. Abbiamo fatto appunto i cannoli, le raviole appunto con la ricotta che viene prodotta da loro, e tanti prodotti siciliani e genuini, quindi frutta, verdura. Abbiamo lavorato molto su questo, infatti abbiamo fatto anche vari lavori su cosa è giusto e corretto e più genuino mangiare. È importante affrontare questi temi a scuola? Senza dubbio sì, anche perché andiamo alla ricerca delle nostre tradizioni. Il tema della ricotta, per esempio, l'abbiamo voluto un po' ricondurre alla nostra origine greca, siamo noi in effetti veri eredi dei greci, e quindi abbiamo fatto questo excursus storico, abbiamo parlato di Polifemo, di come appunto lui con il suo gregge produceva latte e appunto formava questa ricotta che noi poi abbiamo utilizzato nel corso degli anni anche e soprattutto nella nostra pasticceria. La pasticceria siciliana è nota anche per l'uso della ricotta nei suoi dolci, e abbiamo appunto voluto un po' realizzare anche le cialde dei cannoli, che sono il nostro, credo, il dolce che più rappresenta, a parte la cassata, era troppo difficile, quella là non l'abbiamo realizzata, della nostra regione. Abbiamo anche dedicato del tempo a fare dei dolci tipo le fraviole. Abbiamo visto la differenza anche di terminologia di questo dolce. Da noi nella parte appunto del messinese si chiamano fraviole, nella parte occidentale della Sicilia le cassatelle, quindi abbiamo anche un attimino anche colto l'occasione per soffermarci anche sulle varie tradizioni che ci sono nella nostra isola, che è molto ricca proprio perché appunto noi spostandoci da una località all'altra abbiamo anche l'espressione dei popoli che ci hanno colonizzato. È importante quindi conoscere la propria storia, conoscere il proprio territorio e portare poi a tavola i prodotti possibilmente a chilometro zero, comunque siciliani e possibilmente bio. Naturalmente sì, infatti la ricotta, siccome tanti ragazzi di San Pierniceto la producono, c'è un nostro ragazzo che addirittura ci ha fatto un video su come l'ha prodotta lui stesso, quindi abbiamo pensato che appunto era anche importante trasmettere ai giovani queste bellissime tradizioni anche dal punto di vista culinario, anche perché purtroppo a volte si pensa che i ragazzi non siano legati alle loro tradizioni, ma perché probabilmente noi non diamo loro spazio di coltivare anche la produzione di questi cibi. Come rispondono i ragazzi? No, sono molto contenti di questo progetto e lavorano abbastanza bene e sono attenti a quello che diciamo e molto partecipi. Una scuola che guarda anche alla sostenibilità, guarda all'ambiente, lo abbiamo visto pure fuori dal murales, sono temi che interessano i giovani di oggi? Sì, infatti noi anche appunto ne parliamo tantissimo durante l'anno, anche loro sono molto curiosi, alcune volte chiedono, partecipano molto, sono incuriositi. Consumare prodotti biologici significa anche tutelare l'ambiente oltre che la nostra salute. Sì, infatti parliamo anche dei prodotti a chilometro zero, ne abbiamo parlato anche appunto riguardo alla mensa che è a chilometro zero, di questi prodotti che appunto vengono coltivati e consumati dal produttore al consumatore, ecco. Quindi da questo punto di vista sì, se ne parliamo, loro sanno che comprare dall'estero per esempio è un lavoro maggiore. Abbiamo lavorato molto sullo spreco, anche lo spreco del cibo, quindi di comprare solo quello che utilizziamo senza comprare di più, perché quello appunto è uno spreco, e quindi ne abbiamo parlato tanto con i ragazzi e sono molto contenti di questo. Io sono Sara Milicia, frequento la seconda E di San Pierniceto e qua nel tavolo possiamo vedere e trovare pasta fresca, arancini,
Ravioli sia con la ricotta che al cioccolato, e poi i cannoli con la ricotta, la scoccia, come si può dire. Poi abbiamo anche i pitoni, e i vari agrumi siciliani, la ricotta, l'olio e la salsa. Buongiorno, come ti chiami? Serena, Che classe frequenti? la terza E. Cosa stai facendo in questo momento? Stiamo ripassando delle scritte di un disegno, di un lavoro che abbiamo realizzato per l'alimentazione. Vediamo che ci sono i biscotti, ci sono poi gli agrumi. Sì, perché sono un cibo fondamentale della vita quotidiana. Tu come ti chiami? Alessandro, Che classe frequenti? la terza E. E cosa stai facendo esattamente? Abbiamo fatto questi lavori e abbiamo rappresentato i cibi che si potrebbero mangiare durante i pasti della giornata. Qui abbiamo gli spaghetti. Abbiamo degli spaghetti perché per pranzo è importante mangiare dei carboidrati che danno energia per tutto il giorno. Si utilizza la farina. Sì, E la farina come si produce, lo sai? con il grano. Perfetto, bravissimo. Tu invece come ti chiami? Miriana Previte, Che classe frequenti? terza E. Qui abbiamo alcuni agrumi. Tu li consumi abitualmente? Sì, Attualmente stai facendo anche un disegno qui nella sala lettura. perché oltre a mangiare sano bisogna anche fare sport, perché è molto importante per il nostro corpo. Tu invece come ti chiami? Federica Delia. Qui ci sono delle ruote speciali con il limone. Sì, perché rappresentano una fonte di vitamine e anche un frutto da mangiare prima di fare sport per ricavare energie. Conosci gli agrumi siciliani? Conosci cosa significa biologico? Sì, gli agrumi sono un elemento importante della Sicilia e sono bio perché coltivati naturalmente senza uso di sostanze chimiche che possono danneggiare l'ambiente e anche noi. E allora, i vostri nomi? Di Bello Antonino, Anthony. Cosa state facendo? dei disegni. Siamo finito quasi. Sì, stiamo quasi stiamo finendo dei disegni della natura morta con lo stile del puntinismo. Abbiamo aggiunto anche della frutta, della verdura, per rappresentare, cioè per dire quanto sia importante mangiare frutta e verdura ogni giorno e per quanto fa bene alla nostra salute. E incontriamo due rappresentanti dell'amministrazione comunale. Siamo in compagnia di... Maria Teresa Parisi e Maria Priguglio. Siete soddisfatti di avere una scuola così attiva nel vostro territorio? Sì, assolutamente. Devo dire che anche la nostra scuola fa parte dell'istituto comprensivo che ha 4 comuni, quindi non siamo solo noi, ma c'è anche il comune di Pace del Mela, di Condrò e di San Perniceto, per cui avere una sorta di collaborazione anche tra comuni ci ha aiutato a crescere tutti, anche i ragazzi. Ecco, come vedete oggi per esempio qui abbiamo i ragazzi di San Perniceto, anche i nostri ospiti, e questa cosa è positiva anche per loro, perché questa forma di collaborazione, del lavorare insieme, di fare delle attività insieme, li fa crescere con dei valori anche più positivi e pronti anche alla collaborazione con gli altri, quindi una cosa che ci piace parecchio. E poi devo dire che la nostra dirigente, ma anche i responsabili di plesso, gli insegnanti sono tutti molto attivi e fanno fare tante attività ai ragazzi, dei progetti extracurriculari, e questa è una cosa importante. Ecco. Investire nella scuola è molto importante. Certo, io in quanto assessore al bilancio mi piace tanto porre un'attenzione particolare alla scuola, perché la scuola rappresenta il fulcro della nostra società, è il punto di partenza, e la cultura e la diffusione delle nostre tradizioni è alla base delle peculiarità che questa amministrazione vuole proprio mantenere.
L'amministrazione è presieduta dal sindaco professoressa Bitto Santina, la quale oggi non è potuta venire, però diciamo che lei è stata per molti anni anche assessore alla pubblica istruzione, quindi diciamo che questo amore, questo interesse ha una radice molto profonda e noi intendiamo che si coltivi sempre di più e che vada avanti, che possa progredire. Mi sembra che i presupposti ci sono tutti, perché abbiamo anche la possibilità e la fortuna di avere degli addetti, diciamo, alla scuola, cominciare dal nostro dirigente scolastico, seguire anche dai professori, ma anche i ragazzi tutti, sono tutti interessati affinché le cose vadano sempre per il verso giusto, e mi sembra che siamo a buon punto. Con il progetto Mangio Bio Siciliano cerchiamo di mettere in evidenza l'aspetto della salute, ma anche l'aspetto del legame con il territorio. In questi borghi siciliani ci sono tante tradizioni da salvaguardare, e poi ci sono anche realtà imprenditoriali che vanno attenzionate e vanno, diciamo, anche aiutate a crescere proprio attraverso il consumo di prodotti a chilometro zero. Allora, diciamo che qui a Gualtieri per un certo verso siamo stati antesignani di questa visione dell'alimentazione come fattore culturale del territorio, perché già da 5 anni noi abbiamo voluto fortemente, diciamo, io questa cosa veramente ci ho creduto dall'inizio e ho avuto la collaborazione da parte dell'amministrazione, di tutti, della dirigente, per inserire una dieta con dei prodotti a chilometro zero. Se non è possibile ovviamente farlo con tutti i prodotti, però cominciare ad educare i ragazzi sull'importanza della buona alimentazione, che parte anche e soprattutto dal consumo di prodotti di qualità e che tengano conto del territorio. Per cui a Gualtieri abbiamo questa diciamo menù con dei prodotti a chilometro zero da 5 anni, e i ragazzi già sono abituati, i nostri ragazzi, a consumare questo tipo di prodotti. Le faccio un esempio: noi ad esempio siamo tutti abituati ad usare sulla pasta del pomodoro il parmigiano, noi spesso nella nostra mensa abbiamo la ricotta salata invece del parmigiano, cioè abbiamo cominciato a sostituire con dei prodotti che sono anche di facile consumo, di facile reperimento nella nostra mensa. Un altro elemento molto importante è l'olio. Nel nostro menù non usiamo olio di semi, ma olio d'oliva extravergine su tutto, sia diciamo a crudo che anche nella cottura, è fattore proprio, cioè io sono molto fiera di questa cosa. Tutti noi usiamo un prodotto, un olio che non è un industriale, ma un olio di Monforte San Giorgio, prodotto proprio a chilometri più che zero, diciamo quasi limitrofi, da un'azienda che produce un olio molto, diciamo, di qualità, e nella nostra mensa usiamo solo quest'olio. Ecco, le ho fatto un esempio di quello che può significare, che diventa una cosa non impossibile. Noi ci siamo riusciti, e soprattutto la cosa che stupisce tutto, con gli stessi costi del menù precedente, quindi basta avere un'attenzione, cercare di, perché non ci crederete, ma l'olio industriale che si usa normalmente costa, diciamo, poco di meno rispetto all'olio a chilometro zero di un produttore locale, per cui perché non fare? È possibile, l'abbiamo fatto noi da 5 anni, ci siamo riusciti, quindi penso che ci possono riuscire tutti. Noi, la nostra priorità deve essere il benessere con un occhio e un'attenzione alle realtà del nostro territorio. Quindi noi poniamo un'attenzione particolare alla salute. Una salute attraverso anche questi sistemi di accorgimento. Un altro esempio che voglio portare, noi abbiamo puntato tantissimo sulla stagionalità, sulla varietà, sulla qualità dei prodotti. Non usiamo i cibi precotti. Poi lei sa benissimo qual è forse l'elemento più comune che c'è nelle mense: il bastoncino di pesce, no? Da noi non esiste il bastoncino di pesce, noi non abbiamo cibi precotti, usiamo il pesce
è la pladessa, il merluzzo, quello che è, ma al forno senza precottura, ovviamente congelato per questioni di sicurezza perché il pesce deve essere surgelato, però non abbiamo cibi precotti. E per quanto riguarda anche i surgelati, cerchiamo mano a mano di diminuire il consumo dei surgelati, se non che per quelle cose che devono essere usate per questioni di sicurezza, necessariamente. Questa è la stagionalità. Usando le verdure di stagione si cerca appunto di ridurre il consumo dei surgelati, perché ci sono dei piccoli accorgimenti che aiutano i ragazzi a mangiare meglio e a mangiare bene, perché oggi poi voi magari vedrete qualcosa che non si deve pensare che la mensa è un qualcosa che i ragazzi mangiano dai cibi brutti perché si deve mangiare, no, cerchiamo anche di portare un contributo dal punto di vista del gusto, quindi i ragazzi devono avere la curiosità di assaggiare delle cose. Ci sono dei genitori che mi dicono: ma a casa non so, i legumi non li voleva assaggiare, lì li mangia, il pesce a casa non lo mangia, lì lo mangia, e veramente abbiamo avuto tanti di questi casi, perché sapendo cucinare il prodotto, anche quello che magari certe volte per i bambini è un po' ostico, si fa avere in loro la curiosità di provare e di assaggiare, e che si rendono conto che poi tutto sommato è anche buono anche il cavolfiore, insomma. Oggi siamo entrati dentro la mensa, abbiamo vissuto una giornata direttamente a scuola, gustando anche i prodotti che vengono serviti a tavola. Quanto è importante questo momento nell'alimentazione di un bambino? Il pasto condiviso a mensa è un pasto fondamentale, ed è fondamentale che il menù risponda alle caratteristiche e alle esigenze fisiologiche dei bambini, quindi un menù creato con cibo locale, fresco, stagionale, chiaramente per fascia d'età. Gli alimenti a chilometro zero, lo sappiamo, devono essere alimenti controllati, che rispondano quindi alle caratteristiche del biologico, ma non solo, per permettere appunto ai bambini di crescere in maniera sana ed evitare chiaramente tutte le patologie legate all'alimentazione, ma soprattutto appunto che crescano in maniera fisiologica. Siamo dentro la scuola di Gualtieri, che ha scelto di attivare il servizio mensa direttamente dentro l'istituto. È molto importante portare i prodotti cucinati in luogo. Sì, avere la mensa all'interno del plesso scolastico è sicuramente un'opportunità maggiore per i bambini, perché il pranzo viene preparato appunto al momento, e quindi da un punto di vista di caratteristiche, di odore, di sapore, appunto di profumi, naturalmente il piatto ne acquista moltissima. Sappiamo come il momento del pasto è un momento di condivisione importantissimo, e soprattutto è un momento dove si fa educazione alimentare, perché i bimbi, sedendosi a tavola con i loro compagnetti, tendono ad imitarsi tra di loro, quindi se magari prima non gradivano un piatto, se il compagnetto lo consuma saranno più invogliati ad assaggiarlo, e quindi dopo la famiglia la scuola è il secondo, potremmo dire, luogo dove il bambino impara a mangiare bene, a mangiare sano. Visto che parliamo di prodotti biologici, ci sono sempre più scuole che si avvicinano non solo ai prodotti a chilometro zero, ai prodotti stagionali, ma anche ai prodotti bio. Diciamo che queste sono le indicazioni del Ministero della Salute, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di conseguenza anche dei LARN. È necessario che nelle scuole, quindi durante la pausa mensa, il menù sia creato appunto con alimenti del territorio, non solo perché rispondono appunto a tutte le caratteristiche di salubrità, di integrità, ma perché in tal modo riusciamo a fare prevenzione nutrizionale. Quindi è necessario che tutti i comuni e di conseguenza le scuole si adeguino alle direttive ministeriali per far sì appunto che questa prevenzione venga attuata su tutto il territorio delle varie regioni italiane. Un menù bio all'interno della scuola non può essere che con prodotti di stagione.
Assolutamente sì, è importante riuscire a far conoscere ai bambini, quindi alle nuove generazioni, cosa significa stagionalità, cosa significa biodiversità, per far sì appunto che si facciano in futuro delle scelte consapevoli e guadagnare quindi salute nel tempo. E in tal modo i bambini non solo imparano a condividere un pasto sano, ma riescono anche a farsi da promotori e a riportare le informazioni che imparano a scuola anche a casa. Oggi abbiamo gustato un ottimo risotto alla zucca. Sì, allora il riso è sicuramente un cereale, quindi abbiamo appunto gustato un buonissimo primo piatto ricco di carboidrati complessi, insieme alla zucca che al momento è un ortaggio di stagione, quindi abbiamo colorato i nostri piatti di arancione e quindi abbiamo preso tutte quelle sostanze preziose ricche di questo ortaggio, quindi di questo colore della salute. Poi abbiamo gustato un meraviglioso secondo piatto accompagnato sempre da un contorno, perché la verdura fresca, meglio se cruda, è sicuramente un'ottima proposta per accompagnare i secondi piatti. Anche in questo caso abbiamo concluso con della frutta fresca buonissima e l'acqua è stata sicuramente la bevanda presente a tavola ed è la bevanda che dobbiamo sempre consigliare ai nostri bambini. Ma come nasce un menù scolastico? Il menù scolastico, come dicevamo prima, nasce in base chiaramente alle indicazioni dei livelli di assunzione raccomandati, quindi per fascia d'età chiaramente cambia in funzione di questo. È chiaro che per i piccoletti, per il nido, ci sono delle ricette particolari, quindi spesso le verdure devono essere chiaramente passate, frullate, anche il formato della pasta naturalmente cambia, però è sempre un menù con le caratteristiche principali, quindi stagionale e fresco. È creato su 4 stagioni, quindi autunno, inverno e primavera, estate, e su 4 settimane, quindi il menù ruota nell'arco della settimana e le settimane sono tutte diverse, quelle del mese. È chiaro che devono essere dei piatti bilanciati, nel momento in cui per esempio mettiamo i carboidrati insieme ai legumi, quindi la classica pasta con le lenticchie o con i fagioli, quello diventa un piatto unico, accompagnato sempre da una verdura, da un contorno e dalla frutta. E come diceva la dottoressa Vacirca, l'acqua è l'unica bevanda che utilizziamo da accompagnamento al pasto. Abbiamo parlato delle peculiarità di questa mensa, oggi siamo stati anche vostri ospiti, è il momento di conoscere chi ogni giorno prepara da mangiare agli studenti di questo istituto. Intanto i vostri nomi. Mariella. Maria. Anna. Nicoletta. Un grande lavoro di squadra per dare ottimi risultati, questo come sempre ho visto tanto affiatamento, ma quanto è difficile portare avanti una mensa con delle caratteristiche così vincenti? Allora, non è difficile per niente, intanto perché siamo una bella squadra e poi abbiamo a disposizione materiali che ci aiutano a cucinare delle cose buone che i bambini mangiano naturalmente, tutte cose genuine, prodotti a chilometro zero, dall'olio d'oliva alla ricotta infornata, tutti i prodotti che arrivano giornalmente, non c'è niente di congelato, niente di vecchio, diciamo, tutto giornaliero, quindi cuciniamo cose fresche e già con i prodotti buoni viene migliore anche il cibo che cuciniamo, giustamente. È una mensa interna all'istituto, oggi abbiamo avuto occasione di parlare proprio di sana alimentazione, di quanto sia importante prediligere prodotti a chilometro zero e questa è una scelta che si porta avanti giornalmente, quindi... Sì, decisamente. Qual è un menù tipo settimanale? Beh, si mangiano tante verdure, misto, carne, pesce, un po' di tutto. Il menù varia tutti i giorni e mangiano di tutto i bambini e mangiano volentieri, non si lamentano né del cavolfione, né dei broccoli, né del minestrone, mangiano tutto decisamente, sì. È una bella soddisfazione vederli mangiare.
Abbiamo visto un menù completo, quindi ogni giorno viene fornito un pasto completo, parliamo di primo, secondo, anche frutta, a volte anche il dolce? La torta, sì, che viene fatta quasi settimanalmente, sì, decisamente. Facciamo tutto noi. Oggi abbiamo gustato un ottimo risotto alla zucca. Sì, e sono prodotti di stagione pure. In base alle stagioni utilizziamo i prodotti. Se è tempo di zucchine mangiamo zucchine, se è tempo di zucca rossa si mangia quella. Quindi il menù non è mai uguale? No, varia. Spesso i bambini fanno un po' fatica a mangiare le verdure, ad apprezzarle, però poi tutto dipende da come si presentano, da come si cucinano. Sì, decisamente sì. No, gliel'ho detto, qua non dicono niente, mangiano volentieri. Sì. Un ingrediente importante in cucina è anche l'amore. L'amore, che è la passione che si mette nel proprio lavoro. Diciamo che noi abbiamo avuto i nostri figli qua che mangiavano e qualcuno anche i nipoti, quindi proseguiamo per tutti i bimbi del paese che diciamo sono figli di tutti, ecco, quindi cuciniamo con amore, sì, decisamente. Cucinare per i bambini è sempre una grande responsabilità, si fa un po' come appunto se fossero figli propri. Sì, certo, molto. Parlavamo di cibi freschi, non precotti. Sì, gliel'ho detto, arriva tutto giornalmente, i fornitori ci portano la roba tutti i giorni e tutti i giorni cuciniamo quello che ci portano. Abbiamo visto i ragazzi a tavola e siamo rimasti colpiti da un altro aspetto. La tavola è apparecchiata senza posate o piatti di plastica. Sì, è da tanto tempo ormai che usiamo solamente posate, abbiamo la lavastoviglie, diciamo, quindi viene tutto igienizzato là dentro dopo, quindi non ci sono problemi. E così evitiamo pure di fare plastica inutile per l'ambiente. Un occhio anche all'ambiente. Esatto, sì. Io mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo un'economia locale e rispetto l'ambiente.